Allora, avvocato Cantarutti, proprio su un po', anche su questo, c'è un popolo veneto che spinge per l'autonomia dopo aver votato, abbiamo sempre ricordato, 2.328.000 veneti sono andati alle urne il 22 ottobre del 2017. Questa spinta rimane, cioè a Roma la sentono, l'avvertono, capiscono anche i parlamentari veneti che non si sta giocando a 3-7? Ma credo che quanto ci ha riferito poco fa il professor Bertolissi, che appunto è delegato a rappresentare i veneti all'interno della delegazione trattante e verso il quale nessuno può avere la benché minima ipotesi di dubbio sulla bontà del loro operato. Indubbiamente quando si sono iniziate queste trattative per portare a casa un'autonomia, sulla quale mettiamo poi dei punti di domanda, ma certamente la delegazione veneta, e parlo di livello istituzionale, quindi Zaia, la stessa ministra Stefani, i componenti della delegazione trattante sicuramente hanno portato a Roma quella che è l'esigenza manifestata in maniera inequivocabile dai veneti, però manifestata, ricordo, un anno e mezzo fa, quasi 500 giorni fa, e quindi forse la domanda è questa: di fronte ai risultati che si stanno palesando e che lo stesso professor Bertolissi ha ricordato essere risultati molto parziali, mi si consenta di dire parzialmente deludenti, ripeto, per quella che è la posizione espressa dalla controparte, dopo tutto questo tempo passato, i risultati così incerti, è chiaro che all'interno anche della sensibilità dei veneti c'è stato un affievolimento dell'entusiasmo, perché c'è chi sta cominciando a perdere ogni speranza e c'è chi viceversa sta cominciando a trasformare quella che potrebbe essere una sorta di delusione in una forte incazzatura, mi vorrà passare il francesismo. E a questo punto dobbiamo chiederci quale strada sia possibile, e anzi, ancora prima mi chiedo, nel momento in cui la delegazione veneta, il livello istituzionale, i tecnici, gli esimi professori manifestano coerentemente con quella che è stata la volontà al 98,1% dei veneti, determinate richieste, e da parte della controparte, scusate il gioco di parole, c'è una sorta di muro di gomma, guardiamo chi è questa controparte, perché la trattativa è sì con i ministeri, ma è anche con l'attuale governo. Il Parlamento deve ancora entrare in gioco, diciamo, in questa partita, entrerà in un secondo momento, però Cribio, bisogna ovviamente ammettere che chi è al governo adesso sono i 5 Stelle e la Lega di Salvini. Allora mi sembra innegabile che ci sia da un lato una spinta forte che arriva da chi è delegato a portare queste istanze e dall'altro una resistenza altrettanto forte da chi ci si aspettava le accogliesse, parlo della Lega di Salvini, e da chi forse non ci si aspettava più di tanto, mi riferisco ai 5 Stelle, che ne abbia detto l'onorevole D'Incà. Quella che lei mi chiedeva poco fa, qual è il sentimento dei veneti, se c'è ancora questo entusiasmo. Io credo che ci sia, ma è proprio anche per questo motivo che abbiamo ritenuto insieme a molti amici che sia giunto il momento di dare una seconda spinta dopo il referendum, che ripeto risale a un anno e mezzo fa, dare una spinta che possa supportare chi va a portare la voce dei veneti, una spinta come il Patto per l'Autonomia che raggruppa vari soggetti politici, anche indipendentisti come me, che per esempio ritengono che questo sia il primo e più importante obiettivo, quello più immediato, in vista di obiettivi futuri. Però a questo punto occorre che veramente ci sia una nuova mobilitazione dei veneti. Concordo con l'onorevole Caon quando diceva è il momento di essere tutti uniti, di dare tutti una spinta. Non me la sento di rimproverare la delegazione trattante o il Presidente Zaia, mi sento di rimproverare decisamente chi è al governo in questo momento, perché sta facendo un muro di gomma. Ho visto il messaggio che è appena passato, dall'indipendenza si è passato all'autonomia. No, semplicemente rimango indipendentista, ma in questo momento l'obiettivo sul quale tutti dobbiamo concentrarci è l'autonomia e supportare chi va a trattare per noi. In studio, allora avvocato, ma è un movimento diciamo collegato alla Lega in qualche modo o siete svincolati? Cioè, non no,
Assolutamente no. no. Perché si può pensare a autonomia, quindi dico schierati con... Ma sa, direttore, vorrei ricordare che il referendum per l'autonomia in realtà non è stata un'iniziativa della Lega, all'epoca Lega Nord. Il referendum per l'autonomia è nato dopo che nel 2013 era stata presentata una proposta di legge in tal senso da parte del gruppo consigliare di Forza Italia, qui c'è l'onorevole Caon. Noi l'abbiamo supportata ampiamente, il PD, perché quando l'onorevole Tocchetto mi diceva non ci sono più gli statisti di una volta, sì, vorrei ricordare che gli statisti di una volta erano per esempio Renzi, che ha impugnato anche solo il referendum per l'autonomia, nemmeno quello ci voleva far fare il PD di Renzi. Però, detto questo, la Lega ci ha messo 1 anno e mezzo all'epoca per accettare l'idea di questo referendum e l'ha portata alla fine, l'ha portata a compimento, è andato tutto bene. Il nostro movimento non ha nulla a che vedere con la Lega, assolutamente, anzi il nostro movimento, Patto per l'Autonomia Veneto, è un movimento che ha preso atto di quello che sta succedendo in molte altre regioni del nord e non solo. Ricordo per esempio che in Friuli, alle scorse elezioni regionali, si è presentato il Patto per l'Autonomia Friuli, un patto per l'autonomia che ha eletto 2 consiglieri regionali, correndo assolutamente da soli, niente a che vedere con la Lega Nord, lì è l'opposizione del governatore del Friuli Federica. Quindi, ripeto, il nostro movimento che nulla ha a che vedere con la Lega e soprattutto nulla a che vedere con quella Lega, quella parte della Lega di Salvini, come dicevo prima, che evidentemente è parte integrante di questo governo che va di fatto a essere per noi veneti una controparte, perché quando il professor Bertolissi si trova a dover discutere, si trova davanti gli esponenti dei ministeri, non solo dei 5 Stelle, mi permetta, perché se è vero che ci sono i ministri dei 5 Stelle, ci sono i viceministri, penso a Garavaglia per esempio, della Lega. Quindi è la Lega salviniana insieme ai 5 Stelle che in questo momento costituisce la controparte dei veneti. Noi non siamo né contro né a favore della Lega, siamo a favore in questo momento dell'obiettivo primario che è quello che tanti veneti hanno indicato, però si tratta di una situazione rispetto alla quale oggi c'è stato un affievolimento. Ecco perché c'è la necessità di un nuovo patto per l'autonomia che raggruppa tra l'altro vari movimenti autonomisti, federalisti e anche, come dicevo prima, indipendentisti, e colgo il suggerimento del dottore quando diceva prima in questo momento bisogna focalizzarsi sull'obiettivo dell'autonomia. È proprio questa la nostra intenzione ed è proprio questa l'idea di dare un supporto e di radunare tutti coloro che non si sentono leghisti, però hanno a cuore il bene del Veneto e vogliono portare a termine l'obiettivo dell'indipendenza, che poi in questo momento l'obiettivo dell'indipendenza sia rappresentato per i veneti dal governatore Zaia è un dato di fatto, perché lui è il governatore del Veneto, lo abbiamo eletto, in questo momento però alle sue spalle c'è bisogno di quel movimento di popolo, come diceva il professore, senza il quale l'obiettivo rischia di sfarinarsi.